Io do la parola alla Fiorella, che fa parte degli amici del teatro di Fove, la quale vi dirà i prossimi impegni, perché ne abbiamo ancora, e spero di vedervi tutti ai prossimi impegni. Grazie Stefano. Buonasera e benvenuti a tutti a questo nostro incontro. Allora, i prossimi appuntamenti sempre in questa sede. Sabato 10 giugno dalle ore 15 alle ore 18 saranno presenti Dora Rasà, ricercatrice Archeomisteri e Crop Circle, e Mao Veronesi, contattista e Master Reiki, che ci diranno i messaggi di una nuova evoluzione. Poi l'ultimo incontro sarà per sabato 24 giugno dalle ore 16 alle ore 19 e si parlerà del rapporto fra elevate conoscenze scientifico-tecnologiche ed evoluzione spirituale nelle popolazioni cosmiche, con Letizia Dotti, sensitiva e medium, che cercherà di mettersi in contatto con delle anime passate, e con il psicologo psicoterapeuta Francesco Facchini. Pertanto è un incontro da non perdere assolutamente. Veniamo all'incontro di oggi con la dottoressa Monia Zanon, direttrice didattica e docente, che ci parlerà di un argomento interessante che potrebbe riguardare la vita di molti di noi. Ci farà capire chi sono i bambini indaco, queste persone speciali venute sulla Terra per migliorare il sistema. Interverrà anche Alberto Dal Negro, che ci illustrerà la pet therapy, ovvero il potere terapeutico dell'interazione tra i nostri amici animali e l'uomo, in particolare l'aiuto che possono dare ai bambini in difficoltà con il loro scambio di emozioni. Grazie a tutti e buon ascolto, buon pomeriggio. Prego, Monica, cedo subito il microfono e la parola ovviamente. Grazie Silvana. Grazie, benvenuti a tutti. Bevo un boccino d'acqua, sono agibile. Pardon. Ti do un boccino d'acqua fatto da me. Dai, sì, fantastico. Io ci ho messo anche amore nel berla, perché chiaramente quando si dice certe cose non puoi più far finta che non l'hai sentita, però quella è acqua della bottiglietta. Grazie. Allora, abbiamo la possibilità, sì, preferirei sì. Prima di cominciare a parlare del mio argomento, che è portarvi a conoscenza del mondo indaco, vorrei, prima di tutto, farvi vedere una realtà, che è la realtà di una persona che lavora in maniera diversa da quella che posso lavorare io con l'indaco, e sul quale sembra sia stato incarenato tutto un territorio di bambini con diversi tipi di problemi, veri o pseudo veri, comunque ritenuti così, e ai risultati che lui ha ottenuto praticamente facendo il minimo indispensabile, anche niente, lasciando semplicemente in un territorio protetto l'interazione di questi bambini con gli animali. E cosa ne ha ricavato, quindi quello che è il suo racconto di cosa ne ha ricavato. Dopodiché invece vi racconterò che cosa sto vedendo io in questi 15 anni che mi sto occupando di questo fenomeno, vi spiegherò come mai. Io non sono un dottore, sono un motivatore, vi spiegherò come mai mi è capitato non soltanto di avere a che fare con l'indaco, ma anche di trovare un vero e proprio protocollo per l'aiuto per questi ragazzi. Quindi vi auguro un buon ascolto e vorrei proprio cominciare con la presentazione di Alberto Del Negro. Oh sì, l'acqua! Grazie. Cosa ci hai messo? No, non c'è il carbonato. È fatta con i fiori e sapone. Ma che meraviglia! I fiori sono samurano, no? Nessuno samurano. Beh, questo è buonissimo. Ora la mia frutta pensiero vi farà sentire quanto è buona quest'acqua. Grazie.
questo è soltanto una delle chicche che ho in serbo per voi oggi, ne ho diverse, proprio per evitare che ci fosse tipo radiomonia, volevo portare anche altre persone a parlare di questo argomento e di come loro vivono questo argomento intimo, proprio prima di inoltrarci nell'argomento. Allora, Alberto, eccolo qua, prego Alberto. Eccolo qua, tanto grazie che hai accettato di venire perché non era previsto e a me faceva piacere che mi conoscessero. Ringrazio anche il gruppo di amici che qua ha organizzato e che ci ha ospitato perché chiaramente si sono trovate un po' le mie sorprese e sono contenta che le abbiano accolte in questo modo e ci tenevo che conoscessero anche la tua realtà. Quindi ti lascio il tempo e sedere e a guardare il giusto silenzio. Grazie. Buongiorno a tutti, io in teoria sono iscritto alla giornata di oggi per essere, diciamo, un vittore, no? Poi sono stato tirato per la giacchetta sul palco. Oggi per me è una giornata speciale perché è il compleanno di mio figlio, quindi sono fuggito da casa, festeggeremo domani, che è un bambino indaco, quindi è un ragazzo di 27 anni e ho scoperto ultimamente che secondo me rientra proprio nella categoria dei bambini indaco. Perché sono qua e che cosa vi faccio vedere adesso? Io da 14 anni mi occupo di quella che chiamano pet therapy, no? Interventi assistivi agli animali. Incontro quotidianamente tante situazioni e l'anno scorso mi è capitato di incontrare tantissime mamme, tantissime famiglie con bambini iperattivi, con la DHD, quelli che dopo descriverà molto meglio Monia. Il mio lavoro è quello di lavorare insieme agli animali, in particolare con i cani, nelle situazioni più diverse. E quello che mi trovo davanti sono sempre bambini che hanno un mucchio di difficoltà, con delle mamme disperate, che sentono i loro bambini etichettati, che sono bambini che non vanno bene, quindi malati, bisognosi di cure, di terapie, e che sono invece dei bambini davvero speciali. E la cosa per me è stata veramente dirompente, perché io mi trovo la psicologa, la psichiatra, la mamma, che mi raccontano di questi bambini che sono in conflitto con il mondo, sono positivi, aggressivi, hanno difficoltà a incontrare, a costruire, ad essere delle relazioni con gli altri, non conoscono le regole, quindi si oppongono all'autorità, tutta una serie di stesse indicazioni per tutti questi bambini e mi trovo davanti dei bambini come vedrete fra poco. Questo primo filmato è un mix di esperienze dove ho messo insieme un bambino autistico, quindi bambini che hanno, in questo caso un bambino che non parla, che vive in un mondo tutto suo, quindi ha delle grosse difficoltà a creare relazioni con il mondo esterno, tempi di attenzione brevissimi, continua a lamentarsi, quindi un bambino molto ansioso. Una ragazza gravemente disabile sulla sedia a rotelle, anche lei non parla, ha difficoltà a entrare in relazione, tempi di attenzione brevi, e un bambino iperattivo, anche lui difficoltà di avere una relazione positiva, di avere tempi di attenzione. Tre situazioni molto diverse, con tre miei colleghi e i loro animali diversi. Quello che noi vediamo è quello che vedrete adesso. Noi viviamo questa situazione qua. Al di fuori di questa situazione qua, il mondo improvvisamente cambia. Prego. Questo bambino qua è un bambino iperattivo, quindi abbiamo cambiato, ma andiamo direttamente qua che non cambia nulla. Senza cambiare, questo bambino qua, questo è un caso unico, è un bambino di quelli iperattivi, non regole, positivi. Quindi questo qua è il filmato di un bambino che abbiamo mostrato al servizio di neuropsichiatria infantile e che ha detto ma questo non è il bambino che conosciamo noi. Quindi ci proviamo a questo bambino speciale.
Che non si fa toccare assolutamente, e questo appunto è un bambino che dimostra in questa situazione qua, nel confronto con un animale, tutto quello che al di fuori di questa situazione non è capace di dimostrare. Quindi qua poi si tratta di capire se non lo riesce a fare perché c'è qualcosa di sbagliato nel sistema educativo o altro. È un bambino che ha una situazione familiare disastrosa, veramente disastrosa, e che normalmente non sa rapportarsi, ha una difficoltà nel gestire delle emozioni, ha un mondo emozionale in subbuglio, un mare mosso, e qui invece è pienamente se stesso. Quando ci descrivono nero su bianco che cosa non va in questi bambini, noi in una situazione, come diceva Monia, semplicissima, dove c'è un cane che fa il cane di fronte, il bambino che cosa tira fuori? Tira fuori tutte le sue qualità. Quindi, attraverso una situazione veramente elementare, semplice, naturale, spontanea, troviamo un bambino rispettoso, molto intelligente, curioso, attento, che riesce, ecco, a guardare negli occhi il cane. Sono bambini che normalmente hanno difficoltà nella gancia oculare. E oltretutto che si fa abbracciare quando non vuole il contatto. Quindi tutto l'esatto contrario. Quando il servizio di neuropsichiatria infantile ha visto questo filmato, ha iniziato a mandarci a vagonate bambini dietro bambini. La cosa che a me dispiace e che mi tocca veramente nel profondo è quando vedo queste mamme che dicono: mio figlio è in trattamento dal neuropsichiatra, prende il farmaco perché non è gestibile, mi ha detto che questa cosa qua va andare bene. E vivono una sofferenza interiore che è incredibile. Perché? Perché il loro figlio è diverso, quando il figlio invece ha quel marcio in più di tutti gli altri. Sono bambini che riescono hanno una ipersensibilità, riescono a cogliere tutto di quello che l'animale cerca di dire. E che cosa succede? Quindi, poi chiudo in pochi minuti. Che cosa fa l'animale di fatto? L'animale consente al bambino uno spazio di espressività totale. Crea attorno al bambino uno spazio che io definisco sacro, in cui succedono due cose. Una cosa che nessuno fa è quella di non giudicarlo. Il non giudizio è proprio una delle cose principali che questi bambini fantastici percepiscono. Nessuno mi sta dando un'etichetta, nessuno mi dice che è malato, che non vado, posso comportarmi liberamente. L'altra cosa che un cane fa, attraverso anche il contatto sensoriale, è che ti fa vivere il qui e ora. Se io vivo una relazione, cioè con un animale, quindi una normale interazione, una cosa semplicissima, emozionalmente stacco fra un passato buio, pieno di traumi, veramente situazione familiare drammatica, con questo bambino, ma con molti altri bambini, e tra un futuro buio, incerto. Vivo il presente, quindi vivo. Momenti così rari, non ce ne sono tanti per questi bimbi. Noi lavoriamo anche nei centri antiviolenza, con storie pazzesche, ma non giudizio e qui e ora è un concetto che ho letto sul libro di Salvatore Brizzi, Il bambino e il mago, se qualcuno l'ha sentito, dove mi piace portare questo parallelismo perché si capisce qual è il valore poi dell'animale. Nel libro di Brizzi il mago dice al bambino: guarda che le tue chiavi per vivere una vita piena e quindi raggiungere la felicità sono due: non giudizio ed essere presente a te stesso. Quindi non giudizio e qui ora è proprio quello che l'animale riesce ad offrire non a questi bambini. A questi bambini ha un valore particolare, ma a tutti coloro, io ne ho tre, che vivono con un animale, con un cane, un gatto, ti danno quello che fuori non riesci a trovare. E di questo abbiamo
bisogno. Quindi gli animali, poi chiudo col mondo animale, quello che porta a chi vive con un animale è il ritorno alla semplicità, all'essenzialità, all'autenticità. Questi bambini con cui ormai è da qualche anno che mi confronto vogliono avere di fronte una persona integra, autentica, e con l'animale ce l'hanno, perché l'animale non ti prende in giro, non dice la prima te la faccio passare, la seconda però. Danno un feedback diretto, sono veramente io, autentico. Ecco, io mi fermerei qua, mi metto a disposizione per eventuali informazioni, ma adesso sono molto interessato a sentire qualcosa sull'indaco, perché ne incontro giornalmente veramente tante di queste situazioni e voglio sapere qualche cosa di più. Grazie. Penso che ne valeva la pena, no? Che vi facesse conoscere anche la realtà di Alberto, no? Ok, grazie. Io ho l'agenda del potere qui. E c'è la possibilità di abbassare un pochino la luce, così riesco anche a far vedere loro le slide. Ok. L'argomento di cui parleremo oggi e che aprirò oggi è un argomento che ha bisogno di esempi, e io ne farò tanti, perché altrimenti non capiamo. Nel senso che, essendo passato questo argomento dell'indaco come un argomento fantasmagorico, il rischio che si va ad incorrere è quello di credere che questi bambini siano o dei disadattati o dei geni o delle persone che di umano hanno poco. Invece io vorrei farvi vedere che non è così, che non sono né dei disadattati, né dei geni, né persone che di umano hanno poco, anzi. E per farlo vi ho preparato un cammino. Questo cammino va anche vissuto. In ogni slide vi ho messo sotto dei frattali che andranno a fare un particolare effetto a chi ha voglia di vederli, di guardarli. Quindi man mano che io parlo, voi ispirate. E se volete guardare questi frattali, penso che vi metterà una bella sensazione di benessere addosso. Poi mi racconterete. Ho già fatto questo esperimento da diversi anni con diversi gruppi e ho sempre visto che è stata una bella connessione di cuore, quella che si crea tra chi racconta e chi ascolta. Proprio perché non ci sia una barriera tra io che sono qui e che devo parlare con voi che non vi conosco e voi che siete qua che ascoltate me che non vi conoscete. Quindi una maniera per arrivare da cuore a cuore. Ok, quindi chi ha voglia se li respira. Guardiamo. Ora, le notizie che noi abbiamo per quanto riguarda questi fantomatici bambini indaco parte circa da un'ondata di bambini che hanno cominciato ad arrivare sulla Terra entro il 1960, così ci raccontano. Anche se devo dire che ce ne sono molti che sono arrivati anche prima, io ne conosco che sono anche adulti e anche voi ne conosciamo tutti e sono molto famosi. Alcuni di questi hanno fatto delle cose meravigliose, delle cose che noi ancora studiamo nei libri per la loro bellezza o funzionalità. Certo, noi non abbiamo mai pensato di doverli chiamare indaco, eppure lo sono. Lo sono per delle loro caratteristiche che ora andremo a scoprire in questo viaggio qua. Quindi è vero che dal 1960 abbiamo cominciato a vedere una grandissima quantità di bambini particolari con delle caratteristiche particolari, ma è vero anche che c'erano già da prima. Qualcuno di voi sa già che è indaco, sa già di cosa stiamo parlando, sa già che è indaco qua in sala, che sa già che lo è? Una minoranza, comunque anche degli adulti. Quanti anni hai? 48, quindi siamo comunque in quel spettro che dal 60, io sono del 73, sono indaco anch'io, quindi è la fascia diciamo in cui è più facile trovarli. Michelangelo, per esempio, era un bambino indaco nato prima del 1960 senza dubbio. Da cosa lo capiamo? In quel periodo erano molto rare le persone come lui, con quel tipo di sensibilità, con quel tipo di organizzazione. Un Leonardo è assolutamente un bambino indaco, una persona che inserita nell'ambiente storico di quel periodo non aveva niente a che fare. Se voi vedete Leonardo e vedete che cosa lui portava e interessava, certamente non potete confrontarlo con le persone che vivevano in quel periodo, assolutamente no. Io penso che da ragazzo
associare lì a studiare i suoi cadaveri, penso che sia sembrato molto strano agli altri suoi coetanei. Voi che dite? Lì a disezionare i cadaveri per vedere come erano fatti. Una persona così adesso potrebbe essere vista come, che ne so, un malato psichiatrico, o no? Se vedete vostro figlio che improvvisamente a 17-18 anni si comincia ad interessare di sessioni di animali o cose del genere, vi preoccupate, no? Quindi ci sono in realtà delle situazioni per cui abbiamo dei personaggi che noi conosciamo, come non so, un Albert Einstein, e che non avremmo mai pensato che fosse Indaco, se non fossimo a paragonarli con una grande, grossissima quantità, come non si era mai vista, di gente con caratteristiche simili. Questa. Circa in questo periodo qua erano veramente tanti rispetto alla media precedente. Un personaggio che cominciò a conoscere, a studiare questa realtà, voi conoscete Cryon? Qualcuno ha mai sentito parlare di Cryon? Cryon è una delle primissime, in realtà se non la prima, che ha cominciato a realizzare che esisteva questa caratteristica della mutazione della specie, era denominata Indaco per via del suo spettro aurico. Il suo spettro aurico, cosa significa spettro aurico? Il corpo umano è energia ed emana delle cromie. Queste cromie, questo colore, per quanto riguarda l'Indaco sembra avere una cromia di questa colorazione qua, quindi questo violetto, color blue jeans, color melanzana per intenderci. Quindi vengono denominati Indaco per via della loro radianza, cioè il campo umano che radianza emana. Attraverso la fotografia denominata Killian, dai coniugi Killer, si è riusciti a vedere il campo umano di colore acqua e quindi si è visto che queste persone tendono ad avere come elemento comune un'aura, cioè un campo energetico di questa cromia qua, quindi qualcosa che li accomunava. Il loro compito qual è? Cosa sono venuti a fare? Sono venuti a salvare la Terra. Nel senso che, essendo dotati di una particolare sensibilità ed essendo molto connessi con l'energia della madre terra, questi ragazzi, alcuni di questi non più tanto ragazzi, sono venuti a cambiare il nostro sistema di vita, di nutrimento, di studio, di relazionarci col mondo esterno. Perché se noi continuiamo a comportarci così, nell'arco di penso anche soltanto poche centinaia di anni, ci saremo estinti come esseri umani. Non è difficile immaginarlo, basta guardarci in giro. Non ci risulta difficile immaginare che noi potremo arrivare a estinguerci, perché siamo talmente stupidi. Voglio dire, a nessuna persona sana di mente avrebbe mai l'idea di fare la pipì sul piatto in cui mangia, vero? Nessuna persona sana di mente ci farebbe mai la cacca, vero? Giusto? Nessuna persona sana di mente metterebbe del veleno sulla propria pasta asciutta, giusto? Voglio dire, no? Ecco, questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Noi tutti i giorni inquiniamo ciò che mangiamo e lo facciamo con spensieratezza, una spensieratezza infinita, un candore incredibile, perché fondamentalmente siamo stupidi. Ma siamo stupidi non perché non siamo intelligenti, siamo stupidi perché non siamo sensibilizzati, cioè non siamo abituati ad accorgerci delle nostre azioni e soprattutto dell'effetto che le nostre azioni hanno su larga scala nel tempo. Quindi il fatto che io butto della candeggina nel water adesso per pulirmi il water, io non capisco che effetto possa avere se non riesco ad immaginare su larga scala che io quell'acqua me la vedrò. Se io non divento consapevole che ogni mia azione ha un effetto, che io posso anche non vedere subito, non posso capire cosa significa sputare veleno nel piatto in cui mangio, non lo capisco. Allora serve un particolare tipo di ragazzi per renderci più sensibili a comprendere dove sbagliamo, a rompere le tradizioni che non vanno bene, a rompere quei sistemi che abbiamo definito perché si fa così, perché ci hanno insegnato che si fa così e quindi è meglio così. Ma chi te lo dice che è meglio così? Se l'effetto che vediamo non è funzionale ed ecologico, il si fa così va demolito e va demolito in fretta. Ecco che
ragazzi arrivano a rompere i sistemi che sono velenosi, intossicati, quei sistemi che non ci fanno del bene, non ci stanno facendo del bene. Le tradizioni che sono fuori da un equilibrio vanno eliminate. Tutte quelle tradizioni che anche hanno fatto la storia. Loro sono venuti a fare questo, sono venuti a insegnarci come non ucciderci. Ora, o noi glielo lasciamo fare, o sarà un bel problema per tutti, perché loro non si fermeranno e noi creeremo una massa di disadattati che nell'arco di pochissimo sarà il nostro futuro. Questo è quello che è. Una persona che non è in grado di esprimere se stessa diventa un ragazzo iperattivo, un ragazzo a cui non si danno risposte, ma soltanto gli si dice che cosa deve sapere o non sapere, che il sistema con cui è stata costruita ed è tuttora la modalità di insegnamento in questo momento è questa, no? È un sistema in cui noi insegniamo ai nostri ragazzi cosa devono sapere, non vengono a portarci le loro domande, non vengono a scambiare dei dati, non vengono per ottenere delle risposte. Siamo noi che ci aspettiamo da loro che dicano quello che noi gli abbiamo detto che devono sapere. Beh, c'è quantomeno qualcosa che non va. Vengono per smantellare e cambiare il sistema, quindi se abbiamo delle classi con dei problemi, chiediamoci come mai abbiamo delle classi con dei problemi. E come mai abbiamo delle classi con dei problemi sempre di più. Problemi che si chiamano esseri umani, che poi quando arrivano a relazionarsi in una maniera salutare ed ecologica come quella che abbiamo visto nella realtà di Alberto, sembrano non avere affatto nessun problema. E allora è la persona che ha problemi o il sistema in cui, l'ambiente in cui è immersa a creargli dei problemi? Il problema è che non possono non essere autentici. E messi in un sistema che non li fa essere autentici, si ribelleranno e diventeranno quello che vediamo. Questo è. I ragazzi Indaco quindi vengono prima di tutto con un grande compito sulla terra e sentono il gran bisogno di portare avanti questo compito, hanno una grande fretta. Sono tutti quanti accomunati da una sindrome da traffico tremenda, cioè vivono un'ansia terrificante perché è quella che gli sembra di non avere tempo per portare a termine qualcosa che non sanno bene che cos'è, sanno solo che quello che c'è non va bene. Quindi io parlo con tantissimi ragazzi Indaco e tutti mi portano la loro realtà, che hanno come indice comune questo, se non mi sento nel tempo giusto, mi sembra che tutto è troppo lento, mi sembra di essere in ritardo, il sistema va cambiato adesso, ma io sono piccolo, a me non mi ascoltano. Così come vanno le cose adesso non funzionano, purtroppo io non ho voce in questo campo, questo è quello che mi arriva. Una serie di ragazzi che si sentono ammalettati in un sistema che non funziona, non si sentono capiti. E quindi vengono magari perché provate tutte, l'ansia non scende, provate tutte, ancora riescono ad avere problemi e non riuscire a stare attenti in classe, provate tutte, ancora non riescono a tirare su delle materie. A me arrivano persone così. E noi in un anno, non con 15 anni di analisi, in una o due sedute i ragazzini tirano su le materie, in una o due sedute i ragazzini sono in grado di arrangiarsi. Cioè, strumenti pratici per fare da soli, non 15 anni di analisi. Ora, non è che l'analisi non vada bene, va bene come accompagnamento, ma questi hanno fretta, questi non ce li hanno 15 anni. Ora, per qualcuno può funzionare anche così. Se incanalati in un territorio sano, questi ragazzi sono in grado di fare molto in fretta, perché semplicemente gli rispondi alle loro domande. Non fai niente di niente, niente di niente. Rispondi alle loro domande, loro vengono per fare domande. Quelle domande che non hanno ricevuto risposta a casa, non hanno ricevuto risposta nell'ambiente scolastico o nell'ambiente religioso e rimangono come echi tremendi nei loro corridoi e diventano dei tormenti per loro. Si chiedono: ma che senso ha? Che senso ha la vita? Che senso ha che io viva in questo modo? Che senso ha rifare il letto se lo devo risfare la sera quando vado a letto? Tutto diventa una routine. Io mi alzo, vado a scuola, cerco di fare il meglio che posso in un territorio che comunque non è che mi stimoli più di tanto, perché anche lì, dove ci sarebbero degli argomenti che mi interessano, sono trattati con superficialità, oppure sono costretto a studiare delle cose che non sento mica tanto vere. Perché sapete, la storia è così, è scritta da chi ha vinto. Non è detto che sia la verità.
Prego? La scuola non è vera. Non è vero il sistema? Non è vera. È un sistema. È un sistema. Hanno verificato il sistema per mantenere gli interessi e quello che gli altri vogliono, non interessa a nessuno. Esatto, non interessa a nessuno dare delle risposte. Tutto il sistema di dare ai ragazzi, i psicologi mi vanno bene, non hanno più nessuno, non hanno più lavoro, non hanno più... Ma va bene tutto, a me sta bene tutto. L'importante è riuscire a lasciare questi ragazzi a fare quello che hanno da fare, senza trattarli da malati o ragazzini di serie B. A 5 anni mi hanno portato dall'esorcista. A 5 anni l'esorcista, beh, non è diverso da quello che sento, non sei la prima che mi dice queste cose, c'è chi i santi li ha passati tutti, quindi capisco, ti capisco. Questi ragazzini come sono? Non hanno la coda, sapete? Se passano non li distinguereste mai, non è come quella pubblicità dell'AIDS, vi ricordate che facevano negli anni 80, che c'era il tizio che aveva laurea viola, era diverso dagli altri perché aveva contratto l'AIDS, quindi aveva laurea viola, vi ricordate? Ecco, stiamo parlando di persone che non hanno nessuna cosa strana attaccata al corpo, non è che hanno 3 teste. Se voi li incontrate non li distinguete per quello che c'è, li distinguete se vi mettete a relazionarvi con loro e se vi concedono di tirare fuori quel che hanno, perché spesso non si concedono, non perché se la tirano, ma perché credono che voi o non li possiate capire o che non abbiate argomenti di interazione con loro. Alcuni proprio hanno paura di raccontarsi, perché sono stati incanalati dentro una forma, una formina, e ti dicono tu devi avere questa forma qui, non ne puoi avere delle altre, perché le altre non sono controllabili. E questo è il punto. Tutte le formine a quadrato ci vanno bene, quelle lì che sono a cerchio non vanno bene perché non sei controllabile, non stai nel banco come ti dico io di stare. I risultati sono questi, non funziona, questo sistema non funziona. Il sistema scolastico italiano, che doveva essere uno dei migliori, in questo momento sta dimostrando che non sta funzionando. Se no io non avrei la coda a fare le sessioni individuali, non ce l'avrei. Non è bello che io abbia la coda di persone per venire da me, non è bello, è terribile. E se io faccio questo lavoro per riuscire a salvare più persone possibili, perché è come salvare me stessa, quella me stessa che da bambina non ha avuto il lusso di una figura come la mia, per me non è bello vedere che ce ne sono ancora così tante. Io preferirei scrivere libri, occuparmi di altre cose. Lo faccio volentieri perché sento che è la mia missione, ma sento che questo non è bello. Io sarò contenta quando ne avrò pochi, quelli che ho verranno per fare altro, magari per aiutarli ad attivare sempre di più le loro qualità, come mi sta già in parte capitando adesso, non più per sistemare un'ansia, non più per sistemare un attacco di panico. Tra l'altro in doppia gestione con l'esperto psicologo, ma magari semplicemente per rispondergli a delle domande. E allora io sarò contenta perché significa che avrò salvato anche me stessa. Ora, questi ragazzi che caratteristiche hanno? Hanno una spiccata sensibilità, hanno fortissime capacità psichiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che non gliela potete raccontare, vuol dire che leggono se voi state mentendo, vuol dire che leggono se voi gli state raccontando qualcosa che non è vera, ma voi credete che è vera perché ve l'hanno insegnata così e vi hanno insegnato a credere che sia quella la verità. Loro lo sentono e quindi non sarete più credibili. Che voi siate genitori, insegnanti, maestri, zii di questi ragazzi qua, non vi crederanno più. Andranno in cerca di modelli di crescita fuori dalla famiglia, dalla scuola, dalle istituzioni. Andranno in cerca di altre guide, altre persone che possono rispondere alle loro domande per questa sensibilità. Tra l'altro per loro è tossicissimo vivere in un ambiente di babbani. Sapete cosa sono i babbani? Chi non ha visto la saga di Harry Potter, chiedo scusa, io ho una figlia cristiana e quindi i babbani è tutta quella gente che non è nata con i poteri, sì, che non viene da genitori che hanno capacità psichiche. Quindi per questi ragazzi vivere e crescere in un ambiente di gente che non ha sensibilità è tossicissimo.
perché questi fanno da spugna, questi fanno da ghostbuster, questi vi puliscono la casa dalle vostre patologie, assorbono tutte le vostre schifezze e poi stanno male. Sono degli spazzini, silenziosi oppure no. Quindi vivere in un ambiente che non è sano, non è equilibrato per queste persone è terribile. La prima cosa da fare non è nutrirli bene, la prima cosa da fare è fare in modo di non passargli le nostre schifezze mentre li nutriamo bene. Sarebbe già tanto così evitare di metterci noi mentre li cresciamo, sarebbe già tanto così. Quindi grandissima consapevolezza, che non vuol dire obbedienza, molti sono terribili. Consapevolezza non vuol dire obbedienza. Non vuol dire faccio così perché la massa dice che così va bene, sei educato e bravo se fai così. Io non obbligo qualcuno a stare con qualcuno che non gradisce. Non posso imporlo solo perché questa persona è piccola, non è stupida. Sono bassi, non sono scemi. Quindi costringerli a fare delle cose o relazionarsi con cose, ambienti che non sono di loro gradimento, non va bene. Chiediamoglielo, ci diranno come mai, cosa c'è che non va. Perché se noi diamo tutto per scontato e non chiediamo, perché magari siamo stanchi, la giornata ha pesato, e i figli di solito diventano l'ultima cosa perché la sera siamo stanchi tutti. Loro finiranno di chiederci le cose a un certo punto e noi non possiamo chiederci come mai i nostri figli non ci raccontano quello che succede. Non possiamo essere gli ultimi a sapere le cose quando tutto il paese le conosce rispetto ai nostri figli. Se succede questo, guardiamoci le mani. Non diciamo a un figlio disgraziato, ho cercato di dargli dei valori. Appunto, hai cercato di dargli i tuoi valori. In realtà bastava ascoltarli. Noi facciamo fatica a sapere cosa va bene per noi, figuriamoci cosa va bene per nostro figlio. Basterebbe semplicemente ascoltarli, al di là di dare consigli, che spesso sono frutto anche dei nostri errori. Basterebbe ascoltarli e rigirargli la domanda: ma tu cosa ne pensi? Tu mi chiedi questa cosa a me, ma tu cosa ne pensi? Loro hanno la capacità di rispondersi, se noi li mettiamo nella condizione di fiducia. La maggior parte di questi ragazzini hanno una autostima pari a 0. Non sono in grado di rispondersi perché nessuno gli ha insegnato che ha un valore ciò che pensano, ciò che sentono, ha un valore e che va bene, è da sostenere. Mi hanno insegnato che la verità la dicono le istituzioni, la TV, le cose, gli altri. E quindi allontanandoli dal sé non sono in grado di rispondersi. Capite in che senso? Riuscite a capire in che senso? Mi state seguendo? Ditemi se sono troppo astrofisica in questo senso. Ditemi. Vogliono essere rapportati agli adulti alla pari, che non vuol dire non dirgli più bubu bebè come facciamo con la comunicazione con i nostri cani. Oddio, io con il mio cane parlo così. Non vuol dire non parlargli con un linguaggio infantile, no, è un gioco, ovvio. Essere trattati alla pari significa farli scegliere, dargli la possibilità di scegliere, non di proporgli sempre le nostre scelte, senza argomentarle, senza spiegargliele, senza dargli la motivazione perché si fa così. Quante volte noi da piccoli, io sono figlia del si fa così e basta, non so voi, quante volte da piccoli alla domanda oppure stai facendo una cosa in un modo diverso e ti dicono no, si fa così. E la domanda vostra è ma perché? Non posso provare? No, perché si fa così. Io sono figlia di questo, non so voi come se vi è andata meglio, se il nostro comune era migliore del mio. Comunque questa è la mia storia, l'epoca di si fa così. E quindi uno cresce pensando che si fa così, che la verità è sempre negli altri e che gli altri sono meglio di noi. Ed è faticosissimo poi arrivare a credere in se stessi e a pensare anch'io posso. Io ho una voce interiore che mi dice cosa va bene, soprattutto cosa va bene per me, che non è cosa va bene per te o per te, cosa va bene per me. E questo è interessantissimo perché avere un grande contenitore che ti permette di fare questo, cioè di sentire di sé, è ovvio che sono
super mega svantaggiati se noi gli facciamo fare quello che vogliamo noi, perché li demoliamo subito, li demoliamo nel loro talento più grande, sentire, gli tagli ideali. Se gli tagli ideali a uno che è già una persona impostatina, è già una persona che purtroppo ha già installato la sua ferita da ingiustizia, non è grave. Ma se tu tagli ideali a una persona che fa i muri pindanci, che ascolta, che vede l'oltre, che ha un mondo immaginifico nutriente, che riesce a organizzare i suoi sogni e a farci fare delle cose che ce ne sogniamo nei film, guardiamo la TV o al cinema. Se viene fatta una manipolazione non deve essere come questo, noi creiamo dei potenziali assassini, perché non ce la lasceranno fare, quindi troveranno delle vie di fuga diverse, o si drogano, o si stordiscono, alcol, cibo. Quanti anoressici e bulimici ci sono? Tantissimi, più di quelli che abbiamo davanti, perché molti non ce lo dicono. Squilibri alimentari, andate a scuola, andate alle scuole medie, vedete quanti squilibri alimentari ci sono. Cominciano già alle elementari, sapete, quarta e quinta elementare. Quarta e quinta elementare. Questo è quello che arriva a me. E sono persone normali, persone normali. Quello che vorrei passare, al di là delle slide e delle parole, è proprio riuscire a sintonizzarci sull'ascolto, che passasse quello per prima. Se io mi sintonizzo sull'ascolto e lui si sintonizza sull'ascolto, non possiamo sbagliare a comunicare, a dirci, a scegliere, capite? E quando noi facciamo utilizzo principale del mastino delle qualità del cervello, che noi sbagliamo, perché è fatto di quello che so già, di quello che so già. Non è fatto di qualcosa che io potrei imparare più avanti, o adesso, qualcosa di nuovo da scoprire. La testa è fatta di quello che conosco già. Si vede? Si vede? A quanti di voi è capitato di guidare per 3, 4, 5, 10 km, arrivare direttamente a destinazione e dire: oh, tu guarda, non mi sono neanche accorto di aver guidato. Quanti? Sapete chi ha 12 km, record, no? Anche 30 km. Sapete chi è in grado di fare questo? Quale parte di noi è in grado di fare questo? Il nostro cervello posteriore. Il nostro cervello posteriore è in grado di guidare senza disturbare i nostri pensieri. Perché è fatto di cose che so già. Ovvio che devo sapere guidare, perché se io non so guidare, non ho il programma nel mio software e non posso farlo. Ma se io ho il programma nel mio software, io posso pensare alle bollette da pagare, al gatto diabetico da dargli la medicina a casa, mentre la macchina fa quello che il mio corpo mi dice di fare. Questo si può fare, per esempio. È un automatismo. Ecco, il 99% di noi è gestito dal cervello posteriore. Ora vorrei vedere chi di voi ha il coraggio di dire: sono io. Dove sono io è la coscienza, ed è un 1%. La coscienza, la capacità nostra di utilizzare la coscienza durante 24 ore equivale all'1%. L'1% della nostra giornata, forse, per qualcuno di noi, può dire: sono io. Perché il 99% è completamente gestito dal programma delle cose che non abbiamo imparato. Lo sapevate, no? Quindi se mi hanno detto che le cose si fanno così, io le farò così. Se mi hanno detto che quello che devo sapere è quello, è così. E io vedrò esattamente quello che mi hanno detto che devo vedere. Certo, non posso vedere quello che non conosco, lo sapete, no? Posso vedere solo quello che conosco. Nel momento in cui qualcun altro mi spiega altre cose, io inizio a vedere in modo nuovo. Contaminazione di massa. Perché non riusciamo a contaminarci anche per cose belle, oltre che per cose brutte? Sarebbe bello riuscire a contagiare più genitori possibili e abituarli all'ascolto. Abituiamoci all'ascolto, che non ci si abitua mai, o non a sufficienza, in maniera che diventi un automatismo anche l'ascolto, perché se diventa un automatismo l'ascolto, in automatico io incremento l'1% della mia coscienza e divento un 1%, perché non si può abituarsi all'ascolto. Nel momento in cui io sono in ascolto, sono in coscienza. Se sono in coscienza, sono nella parte anteriore del cervello, e se sono nella parte anteriore del cervello, io sono cosciente. E se sono cosciente posso dire: sono io.
Se no sono mia madre, mia zia, quello che i miei antenati credono di essere, tutte le volte che hanno sbagliato, quelle volte che mi è stato tolto, vinto, portato via, così. Io non sono Monia, io sono almeno 9 generazioni di persone che sono vissute prima di me. E non posso dire che sono Monia. È giusto il nome che mi hanno messo in quel battesimo quella volta, 44 anni fa. Ma se io contagio quell'accorgersi delle persone, se io riesco a sentire sempre di più, io aumento la mia percentuale di accorgermi, sono molto di più nella parte anteriore del cervello, io attivo la mia coscienza sempre di più e riesco a scegliere davvero. Imparo a discernere davvero. E non sceglie mio zio, mia nonna, mia madre. E non mi ritrovo più a parlare con la voce di mio padre, che tra l'altro non sopportavo quando parlava così. E mi ritrovo a fare gli stessi discorsi. Ed odiarmi per questo. E dico, cacchio, proprio come mia madre. Vi capita mai? E non sai se ti deve piacere o no il fatto che stai somigliando tuo padre, tuo zio, tuo nonno, voglio dire. E per chi non ha avuto nessuno? Per chi non ha avuto nessuno parlerà con la voce dell'ambiente che l'ha cresciuto, perché è l'ambiente ti forma. L'ambiente, le suore, le istituzioni, l'orfanotrofio, chi ti ha cresciuto ti ha inculcato le sue credenze. Quindi in realtà più noi ci portiamo nell'ascolto, più noi riusciamo a staccarci dai programmi che ci vogliono così. Nei programmi che cosa c'è? Le malattie che hanno avuto i miei zii, nonni, parenti, il loro modo di scegliere. Nei programmi cosa c'è? I fallimenti, le responsabilità. Noi qui siamo in un territorio in cui queste cose dovrebbero essere molto importanti, perché questo è un territorio di guerra. L'energia, la terra, se io mi sintonizzo, la pietra, se io mi sintonizzo le pietre di questa montagna, io posso sentire cosa è successo qua. E non sono tanto belle cose. Nonostante la natura irrompa e ci mostri bellezza, la pietra può raccontarci qualcos'altro. E io, se fossi in voi, non vorrei essere quel qualcos'altro. Quindi ne va di tutti noi. Più noi siamo in presenza, più noi ci spostiamo nella parte anteriore del cervello, più noi ci liberiamo dagli errori del passato e possiamo prenderci soltanto lo zucchero della vita, o meglio il miele della vita, perché ci dicevano che lo zucchero no bene. Ok, capacità di utilizzo dei sensi, ogni tanto il microfono lo porto troppo vicino. La capacità di utilizzo dei sensi si chiama sinestesia. La sinestesia che cos'è? È un talento, un senso che questi indaco sembrano avere in abbondanza. Un'altra cosa che caratterizza l'indaco è questa capacità della sinestesia. È un senso in più oltre i 5 sensi. Quindi la vista, l'olfatto, l'udito, ok? Il tatto. Cosa avevo dimenticato? Il gusto, ok? La sinestesia è un senso in più, che non è nemmeno un sesto senso. È un senso per ogni senso. È doppio per ogni senso. Cosa vuol dire? Che per ogni persona indaco vi è, scoprendosi, perché magari molti non si sono nemmeno mai accorti, cioè pensano che tutti funzionino così. Magari poi parlando con altri scoprono che non è vero, che sono solo loro che funzionano così. Loro non hanno solo la visione, hanno la visione interiore. Non hanno solo il gusto del cibo che mangiano, hanno il gusto delle persone. Mi ricordo da piccola che c'era una persona che quando veniva a trovare mia madre io non volevo mai che mi abbracciasse. Il problema è che molti adulti non sanno che dovrebbero chiedere se il bambino gradisce essere baciato e abbracciato. Di prassi lo fanno. Ma ai bambini non piace che un adulto sconosciuto o meno, o pseudo parente, o con cui non sono abituati a relazionarsi, li baci e li tocchi e si puliscono. Chiediti perché. Vi siete mai accorti? Non gradiscono perché sono ipersensibili, loro sentono. E se noi abbiamo delle paturne che non gli vanno, non vogliono essere toccati, si sentono invasi, si puliscono. Io mi ricordo che quando arrivava sta tizia qua a trovare mia madre, io non volevo mi toccasse, perché appena arrivava tutta la casa prendeva un odore che sentivo evidentemente solo io, da brodo vegetale, che io odiavo e avevo cominciato a non mangiare più il brodo vegetale, perché mi ricordava questa signora. Ecco, questo è il senso
di gusto. Mi sto spiegando? Ok, ci sono delle persone che noi percepiamo gialle e ci piacciono, se ci piace il giallo. Se magari oggi siamo un po' down, forse non abbiamo tanta voglia, quella persona è troppo gialla. È un altro modo di percepire i sensi. Questo sistema si chiama sensismo. Gli indaco sono molto attrezzati per questo senso. Loro sentono se questa persona ha un odore che gli aggrada. Non vi ricorda molto una modalità animale questa? Quella che hanno per esempio i cani che prima di capire se sei buono o cattivo ti annusano. Prima cosa si scagliano rapidamente ad annusarti per capire chi sei, no? Prima ancora che parli, prima ancora di vedere come sei fatto, sei bello, ti razza tutto, che odore hai? E quindi da quello fanno l'equivalenza, mi piace o non mi piace. Che mi piace o non mi piace, senza giudizio. Non è non mi piace in assoluto, è non vai bene per me adesso. E se noi non rispettiamo questo, facciamo una violenza. Sono tantissime le violenze che commettiamo e pensiamo che sia tutto ok. Per esempio, questa modalità che io trovo molto bella, se presa con cura, di passare i vestiti del maggiore ai fratelli minori o di altre persone. Io la trovo molto bella perché mi piace che le cose vengano riutilizzate, specie dei bambini che praticamente le idee nuove. Però dovremmo chiedere prima al bambino: ti piace mettere questa cosa? Ti fa piacere metterla? Al di là del fatto del lavaggio dell'indumento, l'energia rimane. A quel bambino potrebbe non piacere mettere la roba del suo fratello più grande, potrebbe sentirsi continuamente di serie lì. Già 2, il secondo figlio viene comunque a vivere una condizione un po' che si sente sempre di dover dimostrare qualcosa rispetto al fratello più grande, no? Quindi già vive in questa condizione qua. In più mi devo pure beccare i vestiti di mio fratello. Sì. Quindi noi commettiamo tutta una serie di errori madornali di una semplicità incredibile, senza accorgerci, senza rendercene conto. Eppure sono importantissimi per loro. Quindi attenzione, perché chi è molto empatico e sensibile queste cose le sente molto. Non amano essere comandati, un'altra cosa che li rende particolari. Comandati non vuol dire che non sopportano i regolamenti. Allora, ci sono le regole e i regolamenti. Ci sono delle regole che fanno sì che tutti ci troviamo bene, no? Delle regole che fanno sì che tutti ci troviamo bene. E il fatto che io non possa fare la pipì sulla scarpa sua è una regola che è sana, voglio dire, fa sì che anche lui non la faccia sulla mia scarpa, perché potrei non gradirlo, pensatelo, potrei non gradirlo. Quindi è un po' di educazione civica, sia trasversale per le persone. Sì, ecco, ok, esatto. Quindi è regola comune evitare di fissare troppo una persona. Già dopo un minuto che la fisso, un minuto è tantissimo, già dopo 30 secondi che la fisso, insomma, per esempio i cani se si fissano non è una bella cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi dovremmo essere molto più sensibili a questa cosa. Sappiamo che non si fa, ok? Quindi non è vero che questi ragazzi non amano le regole. Non amano i regolamenti, che sono delle regole imposte senza spiegare perché è sano fare così. Perché mi dovrai trovare bene. Se non glielo spieghiamo, gli diciamo: guarda, ti troverai bene a fare così, perché se tu fai così non ti viene fatto così. E se tu lo spieghi, che sembra banalissimo, come dire: Monia, ma stai dicendo un'ovvietà? No. Voi provate ad imporre una cosa e provate a dire quella stessa cosa che volevate imporre, spiegando perché uno dovrebbe trovarsi bene a farla. Vedete la differenza sull'applicabilità di quella regola. Io sono direttore didattico di una scuola, non so bene cosa significa regole e regolamenti. Se noi riusciamo a spiegare perché dovremmo trovarci bene, per esempio noi abbiamo una carta etica dentro la scuola, sono una serie di regole, per lo più umane, dove se tutti le seguiamo, tutti stiamo bene, tutti andiamo d'accordo. Sono regole semplici. Se ho sporcato il water, lo pulisco, perché chi arriva dopo di me potrebbe non gradire di trovare pezzi di me sul water. Vi sembra strano? Beh, vorrei vedere quanti di voi lo fanno quando va al ristorante. Sono cose semplici,
se io capisco e dico, ma a me piacerebbe quando vado a trovare Pulito, mi piacerebbe che fosse così, perché dopo non dovrai farlo? Ma se adesso io ve lo dico, io credo che se vi capiterà di fare anche soltanto un goccino fuori dal coso, no? Ci penserete prima di andare via. Vi verrà in mente la Monica che vi ha detto, asciuga. Ma non per fare felice me, per fare felice voi. Capite in che senso? Ora non è vero che agli Indoc non piacciono le regole, non gli piacciono i regolamenti. Cioè senza spiegarvi perché dovrei trovarvi meglio. Perché? Perché li vogliono smantellare i regolamenti, li vogliono smantellare. Ma se capiscono che ancora può andare bene, allora no, allora servono, anzi sono i primi a dirti no, guarda che non hai fatto bene, non è giusto quello che stai facendo. Sono i primi a dirti non è giusto, perché non è giusto un'altra frase, però la che li accomuna. Ok? Non hanno mai essere comandati, quindi avete capito in che senso. Capacità del multiutilizzo dei sensi, possono sembrare imperativi. Che cosa significa questo? Se io sono una persona curiosa e sono in presenza di me, non posso non essere creativa, non posso. Perché ci sono un sacco di cose che stanno accadendo in questo momento, oltre a quello che sto dicendo, alla sedia, alla sala. Io le voglio vedere tutte. È una questione di intensità, capite? Quindi non è che esistono persone imperative, esistono persone che hanno più curiosità e se sono in un posto di persone che non capiscono, io soffro. Ma non usare il telefono mentre mi stai parlando, ma se io riesco a parlarti, a dirti cose profonde, senza fare la faccia da Emily, senza sembrare robotizzato, perché non dovrei? È un limite tuo che non lo sai fare, ma io sì. Ora, sempre più ragazzi hanno la capacità di utilizzare il cervello come lo usano le donne. Sapete come usano il cervello le donne? È una modalità di utilizzo del cervello che è diversa e che differenzia gli uomini dalle donne. Le donne riescono ad utilizzare contemporaneamente il cervello destro e sinistro in una maniera altalenante, molto rapida. Molto rapida. Gli uomini fanno più fatica a fare questi salti molto veloci. I geni hanno cervelli da donna, perché si sono stimolati a quel tipo di. Quindi il cervello da donna, quindi con queste capacità che per la donna sono più semplici, i cervelli degli uomini possono modificarsi e diventare così iperattivi e così nutrienti come quelli delle donne. È solo un sistema, è un esercizio, tutti possono farlo. Bisogna vedere se ti interessa, se ti serve. Ora, più ti mantieni curioso, più stimoli un cervello, crei un cervello da creatore, da creativo, da genio. Più stimoli il tuo cervello, la tua curiosità, più il tuo cervello diventa un cervello creativo. Quando hanno esaminato il cervello di Einstein, avevano pensato a un cervello così, un genio, aveva un cervello più piccolo di altri. Non era più pesante, più bello, più brutto, più rigido, no, niente. Aveva soltanto un'enorme quantità di neuriglia, cioè avete presente come un fulmine che fa quelle cose viola, tipo ragnatela? Ecco, aveva tantissimi di quelli, neuriglia. Sono modalità con cui noi trasmettiamo dati tra una parte e l'altra del cervello. Aveva tantissime, una quantità esagerata di quelli, cioè era un iperattivo. Era un iperattivo. Che non significa malato, significa una capacità diversa di comprendere il mondo e di relazionarsi con gli altri. Può diventare patologia se non trovo dall'altra parte un'accoglienza, una comprensione e un ambiente che mi aiuti a capire meglio, a capire come funziona, a gestirmi al massimo nella condizione in cui vivo. Ora, io capisco che nella scuola ci sono delle regole che vanno seguite perché altrimenti viene fuori un cacao. Si può inserire dei giochini che aiutano la persona ad essere più attenta in una condizione in cui è iperattiva. Il problema è che la scuola è noiosissima e quindi gli iperattivi si rompono. Vorrei vedere altrimenti. Il problema è che noi, che siamo per lo più, che impariamo per lo più attraverso il piacere e il gioco, sempre stato, veniamo buttati in un ambiente scolastico dove ci dicono che le cose sono serie e dove di piacere e di gioco
c'è più niente, ci dicono che è una cosa seria, bisogna impegnarsi e tolgono esattamente quei due ingredienti che ci fanno imparare meglio, piacere e gioco. Se noi inseriamo a sport durante la nostra giornata piacere e gioco avremo dei risultati migliori, già provato. I professori che riescono in classe, nella loro materia, mantenendo il loro programma, inserire piacere e gioco, sono quelli che hanno una scuola, una classe più attiva con risultati più grandi. Delle mie studentesse che sono insegnanti mi dicono: guarda, io metto in atto quelle 3 cose che imparo nell'accademia in cui insegno, che imparo, e i ragazzini mi ascoltano, fanno quello che gli dico, tutti, anche quelli che venivano considerati più vispi. Le altre maestre mi dicono: non sembra la mia classe, perché contesta così? Perché contestano così? Perché con me stanno così. Vaglielo a spiegare. Tu ci metti piacere e gioco, certo che stanno più volentieri con te, non sei la signorina Rottenmeier. Chiunque vorrebbe stare con qualcuno che ti fa prendere attraverso il piacere e gioco. È elementare, è elementare. Sapete, la scienza studia da anni come tirar su il figlio perfetto. Numeri, cose, fantascientifiche. Sapete cosa hanno scoperto? Che non esiste. Non esiste. Forse perché hanno cercato in un territorio fatto di testa e metodologie. Bastava che uno si muovesse in un territorio di piacere, gioco, ascolto e capiva come allevare un figlio migliore. Non serve tanto. Alla fine che cosa ci ha mostrato Alberto? Piacere, gioco, ascolto. Miracoli. Non è che abbia fatto cose, non so, cose così incredibili. Gli effetti lo sono, ma lui ha messo in moto quel che c'è con quello che aveva, Capite in che senso? Sono attivati a percepire l'oltre, sì, sono attivati a percepire l'oltre, quindi molti di questi ragazzi vedono. Quindi il problema è che quando arrivano in territori con gente che non vede, dicono questo ragazzino vede cose che non ci sono. Vede cose che non ci sono. Se la maggior parte non le vede, che ci posso fare io? O no? È venuto a trovarmi prima un signore che non ha potuto fermarsi perché doveva lavorare per via degli alpini, quindi non ce la faceva proprio a lasciare sguardito l'ambiente, però ci teneva tanto a dire: ci sono anch'io, sappiate che mi interessa, spero registriate. È venuto a dirmi: io ho un ragazzino di 10 anni, la maestra, molte maestre mi hanno preoccupate e mi hanno detto che bisogna che lo faccia vedere perché questo bambino, vede, è stato etichettato come visionario. Dunque, un bambino di 10 anni, se non è visionario mandatelo in cura rapidamente, deve avere delle visioni un bambino di 10 anni, se non le ha, è già un adulto, è già come dice mia figlia, che gli adulti sono bambini andati a male, è già scaduto, è già scaduto, un bambino di 10 anni senza visione, aiuto. Ma cosa pretendiamo dai nostri figli? Pretendiamo delle cose, cosa vogliamo, piccoli adulti? Incredibile. Ok, quindi sono attivati a percepire l'oltre. È normale percepire l'oltre. Quando siamo piccolini ci capita normalmente di non distinguere l'immaginario dalla realtà. Per noi è tutto vero. Sono consapevoli di aver scelto i genitori che hanno. Già, anche nella peggiore delle condizioni. Anche nella peggiore delle condizioni. Anche nella peggiore delle condizioni. Quando mia figlia dicono: ah, ma Maia, sei fortunata a avere una mamma così, lei dice: me la sono scelta. Sì. Sono consapevoli di quello che c'è, con i loro limiti. I genitori perfetti non esistono. Ok, mi sto annoiando? No. Premi il pulsante. Premi il pulsante ancora adesso. Ecco. Ok, è andata in trio. Vai, porta. Cosa significa riconoscersi persone indaco? Sentire di essere arrivati qui per un motivo. Sentirsi scelti per qualcosa di più grande. Questi sono tutti così, non sanno cosa. Dicono: io sento che ho un progetto grande nella vita, non so qual è. E questa gente che ha 6 anni, 7 anni, che vi dice: io sono venuto qua con un progetto grande ma non so cos'è, io so solo che mi rompo, mi annoio. Io voglio sistemare subito, ma non posso perché sono un bambino. Così, questo è quello che mi dicono. Sentire che si è in ritardo, temere che accada qualcosa di brutto. Ecco,
sono lì che dicono, si sentono impotenti, come se dipendesse da loro il fatto che fuori c'è qualcosa di brutto. Dover gestire meglio le emozioni, anche questo significa essere un indaco, perché sono invasi di tutto quello che sentono. Provare sentimenti pesanti per chi inquina, anche odio. Questo significa essere un indaco. Sensibilità alla cattiva energia. Mi è venuto un insight, scusate. Avete presente quel caso di quell'infermiera che non vaccinava i bambini? Ora, non possiamo dire giusto o sbagliato, si apre un mondo, già mi guardano male per questo, solo per quello che pubblico in Facebook. Lei, secondo me, sentiva che stava facendo qualcosa di buono, perché lei diceva: in un territorio in cui ancora stiamo facendo un danno ai bambini, io sono qui, sono io quella che lo fa, sto facendo la cosa giusta. Ognuno ha la sua... Ora, giusto o sbagliato, secondo me sarebbe bene fare consapevolezza più che fare una cosa senza dire alle altre persone, neanche questo è corretto, no? Omettere, neanche questo è corretto. Lei probabilmente andava a fretta in un territorio in cui sentiva che stavamo peggiorando, invece che in fondo stiamo peggiorando, vi rendete conto che stiamo peggiorando? Con questa vaccinazione coata stiamo peggiorando. Faccio un esempio. In vita a me hanno fatto per anni queste lezioni antinfluenzali. Scusa, perché così riusciamo a... In vita da me hanno fatto per anni che la cultura antinfluenzale gratis. Il dottore ha chiesto a me e sta facendo tutto. Perché mi sono accorto che negli anni che facevo cultura antinfluenzale la gente stava dalla mia malata di me. Io mi facevo la settimana di venerdì, allora si facevo 4, 5, 6. Appena ho fatto la cultura, stavo a casa settimana. Sì, ripeto, ci sarebbe tanto da dire, non è l'ambiente giusto oggi, non è che non è l'ambiente giusto in generale, non è adesso. Purtroppo questi bambini indaco, bambini o adulti che siano, è un problema che hanno questo, perché essendo molto delicati, il chimico gli fa un effetto molto peggio di una persona che non è indaco. Tutto quello che è chimico agli indaco fa più male. Possibili dipendenze affettive alimentari droga, questo ve l'ho detto, un po' riassunto di quello che vi ho detto fino adesso. Vedere anziché ascoltare, questo è un indaco. Vedere, loro pensano per immagini. È proprio un altro tipo di modo di vivere. Nuovi modi per percepire. Allora, hanno una maggiore capacità di utilizzo del cervello destro, lì dove comunque riescono a fare il sistema salgellante che vi spiegavo prima. Comunque l'utilizzo del cervello destro è molto più spinto rispetto a, diciamo, i nati standard. Hanno una grande e sviluppata sensibilità e sensibilità, hanno una grande necessità di trovare un loro posto nel mondo, cantano fuori dal coro, quindi sono sempre quelli che non sono d'accordo, la pecora nera in mezzo a quelle bianche, alto senso della verità e della giustizia, intelligenza emozionale molto sviluppata, quoziente intellettivo molto alto, da 130 a 160 di media, tenete conto che è altissimo. Fino al 1986 solamente un bambino su 10.000 aveva un quoziente intellettivo così alto. Per carità, i bambini di adesso sono molto più stimolati di quello che poteva essere nel 1970, però non si spiega un valore così alto. Gli esseri del cambiamento, avere un contenitore indaco, essere cristallo, essere arcobaleno. Allora, questi ragazzini si dividono in varie categorie. Ora è brutto parlare di categorie in una posizione in cui vorrei si rimuovessero le etichette, però per spiegarci utilizzeremo questo tipo di parole. Vi chiedo di non pensare a queste persone come sotto ad una congregazione, ecco. Sono persone che tendenzialmente hanno in comune questo, tendenzialmente, perché ce ne sono alcune che non si sentono dentro nessuno di questi contenitori. Allora, avere un contenitore indaco significa avere già qualcuna di queste capacità qua, già attivata, qualcuna.
quindi essere già un po' sensibile, essere già un po' lunatico, viene definito contenitore indaco. Oppure essere indaco. Essere indaco vuol dire avere questi diciamo, requisiti belli attivi, tanti di quelli che vi ho detto in percentuale alta. Ci sono poi altri tipi di indaco denominati cristallo e arcobaleno. Per parlare di questo però devo spiegarvi meglio le classificazioni degli indaco, perché ce ne sono, e sono parecchie. Contenitore indaco. Allora, un contenitore indaco che cos'è in qualche modo? Immaginiamo la terra. Allora, il contenitore indaco è la terra che viene arata, il terreno che si prepara per la semina. Quello è essere un contenitore indaco. Si inizia ad aprirsi ad una nuova sensibilità. Può accadere anche a gente che non è nata indaco, si sente improvvisamente attratta da certe cose, prima non lo era, inizia a sentire quando una persona gli fa bene o gli fa male, inizia a sentire che un cibo gli fa bene o gli fa male, gli accadono delle cose. Inizia un processo interiore di ricerca. Iniziano ad emergere domande evolutive ed esistenziali. Questo è proprio quando si attiva il contenitore. Ripeto, uno può anche non essere nato così, rimanendo insieme a sempre più persone indaco diventa indaco, è attivabile. Chi si sente in evoluzione, sento che devo cercare, devo leggere, improvvisamente mi interessano i libri di un certo tipo, le trasmissioni di un certo tipo. Chi si sente in evoluzione, si inizia a comprendere che siamo di più di ciò che sembra. Fino a prima lavoravo, dormivo e mangiavo, adesso sento che ho bisogno di qualcos'altro. Mi si accende un bisogno differente. E questo accade quando si attiva il contenitore indaco. E può essere anche una forte sofferenza, può essere anche la causa dell'attivazione di una forte sofferenza. O altro che, diciamo che per via anche dell'accelerazione del battito della Terra, questo è molto visibile. Normalmente accadono dei fenomeni abbastanza strani, la persona tende a riposare meno bene, ad alternare una fase di sogni ad una fase in cui le sembra di non sognare per niente, ha spesso mal di testa anomali, alterna dei periodi che sembra quasi depressa perché tutto la fa piangere, a periodi in cui si sente più determinata a dover fare qualche cosa. Ha più difficoltà a digerire, molti più cibi le fanno gastriti, le fanno bruciore, si sentono dolori strani a tutte le ossa, i muscoli, come quando l'influenza, però non ce l'hai. Che altro può succedere? Diversità di vedere degli occhi. Gli occhi iniziano a vedere in modo diverso, potrebbe essere una perdita di vista improvvisa oppure vedere delle lucine, delle cose, dei pixel, insomma ci sono dei fenomeni corporali per cui la persona si sente che sta accadendo qualcosa. Poi di solito si assestano abbastanza. Scusa. Per qualcuno un po' più dura. Ci sono persone che hanno sensibilità a percepire i terremoti prima, i movimenti della terra. È legato questo a questa cosa? Allora, se ti accadeva da quando sei nato, è un tuo dono e quindi probabilmente... Poi ti parlo di vibrazioni minime che nella normalità non vengono percepite, ma alcune persone riescono ad anticipare un potenziale evento, fenomeno che potrebbe accadere in un terremoto. Sì, sono dei talenti, alla fine sono dei talenti, se ce li avevi già da prima è un conto. Immagina svegliarti bello e adulto e improvvisamente a vedere l'oltre. Non è proprio semplice, C'è della gente che improvvisamente comincia a sentire queste cose o a percepire, tipo l'ultimo terremoto che c'è stato purtroppo terribile, alle 3 di notte a Padova, quindi in realtà molto lontano, io e il mio compagno ci svegliamo, tutti e due, alle 3 di notte ci guardiamo e non riusciamo a dormire, oppure non si sentiva niente ovviamente a Padova. Il giorno dopo al telegiornale scopriamo che era caduto il terremoto e che era in quell'orario che si era verificato la prima ondata. Quindi c'è questa capacità. c'è questa capacità, sì. Poi ovviamente tra indaco ti attivi a vicenda, quindi cresci molto di più che frequentare chi non lo è. Questo è ovvio. Quindi tra indaco chiaramente si riesce a crescere a livello esponenziale molto di più. Ok. Sono contenta che vi interessi l'argomento, che non è scontato, perché è vero che siete qui, quindi dovrebbe interessarvi, ma non è scontato.
Io vorrei stimolare la vostra curiosità e vorrei lasciarvi anche delle indicazioni su come vivere meglio, se avete qualcuno di indaco, qualche bambino, qualche vostro nipotino, qualche persona che conoscete, perché hanno bisogno di noi, hanno molto bisogno di noi. Ok, essere indaco il seme. Allora, essere indaco il seme. Gli indaco sono degli autentici apripista, sono quelli che sono venuti per sbaragliare i sistemi, sono il seme che dovrà rompere la terra di prima, quella che ha preparato il contenitore indaco. E il seme cosa dovrà fare? Dovrà resistere alle intemperie, prima di tutto, prima di ogni altra cosa, trovare il giusto ambiente di protezione, perché è importantissimo, se no questo seme non cresce se non ha il giusto ambiente di protezione. Iniziare l'arte dell'affidarsi, del fidarsi alla guida che ha scelto, perché all'inizio sono prevenuti, comprendere cosa va conservato e cosa va rigettato del mondo, di quello che percepisce, di sé, di quello che gli hanno insegnato. Produrre un effetto di cambiamento sugli altri, questo è quello che dovrà fare un indaco appena apre gli occhi. Detto questo, dipende da chi sei, perché ci sono vari tipi di indaco. L'indaco, ecco scusate, vi finisco la carrellata. Il cristallo, torniamo al nostro seme. Allora, il contenitore indaco, la terra. Il seme, l'indaco. Ora, l'essere cristallo, che è un altro tipo di indaco, rappresenta un po' il fiore. L'essere cristallo è il custode della promessa che viene fatta nell'indaco, è quello che la farà crescere, la farà produrre, perché questa pianta verrà su, troverà il giusto equilibrio tra il sole, l'acqua, le intemperie, imparare a sentire ciò che è mio da ciò che non è mio, che è un problema grande per il cristallo. I cristalli sono senza pelle. Se vengono con te che sei arrabbiato, loro sono arrabbiati e devono capire che quella non è roba loro, è quello che sentono. È come se non avessero un rivestimento di protezione, capite? Quindi va insegnato a questi ragazzi, a queste persone, guardate che non è roba vostra, ricentrati, non è tua, non te la prendere, non ti è chiesto questo, ti è chiesto di sentire, non di portarti a casa la sporcizia altrui. Quindi custodire la voce interiore e non temere di ascoltarla, anche quando dice cose che potrebbero sembrare contrarie al nostro tornaconto o possono ferire qualcun altro. Questo è importante per il cristallo. E poi armonizzare. Il cristallo deve armonizzare e ha bisogno di essere armonizzato, soprattutto all'inizio quando non capisce ciò che è suo da quello che è degli altri. Essere arcobaleno invece è il frutto rispetto alla nostra storia, il frutto. Nel frattempo ci vogliamo i frattanti dietro che ci aiutano. Avete sentito che bel campo che creano i frattanti di amore? Questo frutto che cos'è? L'evoluzione di questo cammino che la Terra ci ha offerto. Far conoscere l'umanità agli esseri umani della nuova possibilità di vita, condividere, crescere, contribuire e costruire sono gli obiettivi dell'indaco di tutti. E gli arcobaleno che sono i più armonici di tutti sono quelli che sono in grado di farlo al meglio. Condividere, crescere, contribuire e costruire. Ditemi quando non sono chiara, Ok, le sfumature di cristalli di indaco che vi dicevo che ci sono delle sfumature di indaco. Queste sfumature sono l'indaco umanista, facciamo un esempio di indaco umanista, hai voglia? Dai, vieni. No, un'auto sul cristallino, sì. Ok, puoi farci un esempio di cosa significa essere un indaco umanista? Come ti viene a te? Nella modalità che ti... guarda che Silvia non ti dà un microfono. Cosa significa per te? Come sei te? Come vivi il tuo modo di essere indaco umanista? In maniera semplice. Cosa ti piace, cosa non ti piace? Beh, allora, già come si dice, insomma, dal nome dell'indaco, mi piacciono le materie umanistiche e infatti sono molto appassionata dalla mente umana e mi piace, insomma, le scienze e quindi vorrei appunto studiare anche le superiori. Infatti io ho scelto il Duca d'Aosta, che è un liceo delle scienze umane di Padova. E quindi, dato che mi piacciono appunto queste materie, sono una lettrice appassionata, infatti ho molte librerie con un sacco di
libri, che almeno ho letto quasi tutti, e poi Come vedi il mondo dal tuo punto di vista? Come lo senti, come lo percepisci il mondo? Cioè, come hai detto prima, so che ho un ruolo molto importante che devo compiere e che infatti miro a livelli molto alti per aiutare, cioè vorrei appunto aiutare e fare qualcosa di importante per In che modo ti piacerebbe farlo? In che modo vedi proiettare il tuo futuro per dare il tuo contributo? In che modo ti piacerebbe? come lavoro. Sì, come contributo, sì. Allora, mi piacerebbe tanto essere una giornalista, ma mi piacerebbe anche parlare di psicologia e quindi entriamo sempre nell'ambito umana e quindi diciamo che il lavoro ideale sarebbe dentro appunto a lavorare come giornalista dentro un giornale comunque abbastanza noto e parlare di psicologia, insomma, della mente umana, dei comportamenti, dare anche magari consigli. Secondo te di cosa c'è bisogno? Tu che vieni comunque dall'ambiente degli adolescenti, adesso stai finendo la terza media, di cosa c'è bisogno? Secondo te adulta cosa farà per i ragazzi della tua età? Per esempio, quando tu sarai più grande, che cosa potresti fare con questi mezzi per i ragazzi della tua età? Per fare in modo che si trovino meglio di come ti sei trovato tu? Indirizzarli verso quello che comunque, date le loro possibilità e le loro capacità, potrebbero fare. Qualcosa sui talenti? Sì. Cercare di far capire a loro stessi quali sono i loro punti di forza, in cosa sono bravi e farli lavorare su tutti, trovando poi quello che vogliono fare per aiutare avanti. Ok, grazie Maya. Prego. Ok, era chiaro. Gli intanto sono chiari, cioè loro sanno esattamente cosa vogliono. Ora, andare a dirgli, ma chissà se troverai lavoro, chissà cosa sarà il mondo tra 2, 3, 5 anni, secondo voi va bene? No, perché per quello che ne sappiamo noi, lei potrebbe fare tutto quanto quello che si è prefissata. Il lavoro se lo creerà lei come me lo sono creata io che sono sua madre. Non ho aspettato che si creasse una condizione per me, io l'ho creata una condizione. Ho creato una scuola che procura lavoro ad altre persone, insegna a persone a occuparsi di altre persone e ho creato una nuova classe di lavoro riconosciuta, in una condizione in cui non c'è lavoro. Questo è per darvi l'idea che le lamentele non sono previste nel nuovo mondo. E chi lamenta non fa del bene neanche a se stesso, è tossico persino per se stesso, perché limita chi crede e sta cercando di trovare soluzioni per tutti. Capite in che senso? Ora, l'indaco umanista com'è? È tendenzialmente iperattivo, lettore appassionato, difficoltà a mantenere le cose in ordine, gradisce la compagnia della gente, gradisce molto mostrare le loro cose, scambiare dati, ama i lavori da gestire in collettività, ma distrae e si distrae facilmente. Se noi conosciamo queste caratteristiche, possiamo essere molto di più d'aiuto se siamo in una classe in cui abbiamo una ragazzina così. Ok, sicuramente avremo una chiacchierona che probabilmente va a creare, a dare ad altri ragazzi la possibilità di distrarsi, quindi lavoreremo su questo, no? Però abbiamo anche qualcuna che può essere la colonna della classe, che tiene su l'umore degli altri e che crea progetti. Quindi se io lavoro su questo, posso veramente fare il meglio per la mia classe. Ok. L'indaco concettuale. L'indaco concettuale non ne ho oggi, però magari qualcuno di voi dice sono io. L'indaco concettuale è molto dinamico, quindi ama molto fare sport, atletico, interessato ai progetti più che alle persone,
tende a avere molto piacere al controllo delle cose, è perciò necessaria una buona guida, perché altrimenti diciamo che sbaglia male. Ai nostri ragazzi non si dovrebbe impedire di sbagliare, si dovrebbe insegnare loro a sbagliare bene, che è diverso. Questo indago concettuale è in pericolo se ha una cattiva guida. È molto importante che abbia una buona guida, che lo aiuti a sbagliare bene, così impara tante cose. Questa categoria di indago è molto delicata. Questi bambini possono avere dipendenze anche molto forti e in età adolescenziale possono sfociare, se non incarnati, a tossicodipendenze, perché sono molto delicati e fragili, possono perdersi facilmente. Ok. L'indago artista, eccolo qua. Io sono un indago artista, ex indago artista, perché l'indago evolve e quindi io sono nata indago artista. È un creativo in tutto ciò che fa e coltiva molti interessi. Creativo quindi accomuna tutte le caratteristiche che abbiamo elencato fino adesso, cioè sensibile, è visionario, ha sempre la testa fra le nuvole, tutte quante quelle cose là. In più, diciamo, tende ad essere controcorrente. È uno che normalmente crea le mode, è uno che non si veste con le cose che mettono tutti gli altri, è uno che è molto originale come si propone, non è una fotocopia, ecco. Tende a isolarsi, a non vivere con gli altri, a essere un po' disadattato, quindi è stato molto faticoso per me crescere in una condizione in cui mi sentivo unica. Il problema è che a quei tempi non soltanto gli indago ce n'erano pochissimi, ma anche non c'erano strutture, libri o persone che ti spiegavano cosa ti stava accadendo, quindi era ancora più difficile vivere l'isolamento. Ok, andiamo a vedere l'indago interdimensionale. Forse riuscite, volete che spegniamo la luce? Allora, poi l'indago no, lasciamo la luce accesa perché mi piacerebbe. Luca, hai voglia di parlare tu? Abbiamo un possibile indago interdimensionale, secondo me è in mutamento. Anche perché la legislazione non ancora in mezzo. Sì, vero. Se hai voglia, se non ci saluti torni a sederti. Mi chiamo Luca, buonasera. Nome che mi sono caratterizzato di più come indago interdimensionale, ma penso comunque di essere in evoluzione cristallina, sì. Quello che comunque anche io mi sento di dover fare qualcosa per gli altri, di cambiare qualcosa. Mi sta a cuore soprattutto la scuola, che la sto vivendo nel primo superiore e proprio ho capito, mi sono accorto che proprio è vecchia, come non è il passo con i tempi. Soprattutto comunque ci vogliono tutti uguali, non amano, tutti vogliono tutti uguali. Quindi limitando i valori, insomma, le capacità che ognuno di noi ha. Quindi secondo te cosa servirebbe a scuola? Tu dici vorrei cambiare la scuola perché vedo che cosa serve alla scuola per riuscire a essere più al passo, per riuscire a non rallentarmi? Che cosa serve? Di che cosa c'è bisogno? penso innanzitutto che appunto non sia, bisognerebbe introdurre categorie nuove di insegnamento, quindi dare più importanza alla parte, non solo a tutte le nozioni che ci insegnano tutti i giorni, soprattutto sulla parte del riflettere quindi sui problemi che possono succedere nei giorni d'oggi, in modo che comunque siamo consapevoli di quello che sta fuori e sappiamo, e invece quando usciamo siamo in grado di riuscire a superarli. Invece tante volte ci concentriamo all'insegnamento sulla storia quindi antica, quindi la tagliamo fuori con
la mentalità che c'è una volta, che in questo momento non sta veramente. Quindi secondo te la scuola non ti attrezza a rispondere a quello che c'è realmente, ti attrezza a leggere delle cose che sono successe una volta e che non sono quelle che stai vivendo adesso fuori. Io comunque vedo che la scuola da oggi, nessuno, penso, le persone vanno volentieri a scuola oggi, proprio perché non si vogliono comunque perché come hai detto prima è noioso. Lo dice uno che è noiosa, che è uscito con 10 in tutte le materie in terza media, quindi è uscito anche sul giornale come caso. 10 da tutto, qui non è uno che tira a campare. Se vi dice che è noiosa uno che è più bravo della sua scuola, possiamo crederci. Proprio quest'anno comunque rispetto all'anno scorso, perché questo percorso l'ho iniziato da poco. Mi sono trovato anche in conflitto con alcuni insegnanti. Comunque l'anno scorso ho avuto un cambiamento importante. Lui si è accorto di essere indago l'anno scorso. E vedo la differenza, nonostante comunque ho trovato delle difficoltà maggiori dell'anno scorso nella relazione con gli insegnanti, però quello che voglio dire è che sono più contento adesso, perché l'anno scorso non ero il vero mentre quest'anno, nonostante comunque ho trovato delle difficoltà, sono contento di essere me stesso adesso, veramente non essere condizionato dall'educazione che ho avuto, soprattutto dall'ambiente in cui sono nato. Ma sarebbe proprio lasciarli così, perché potessero fare, senza doverci mettere l'uovo sopra, quello che intendevo prima. Luca è timido. Scusa un attimo, coffee time, tempo di caffè, siamo 10 minuti. Sì. Sotto c'è un baretto niente male, e facciamo 10 minuti di pausa.